Mentre Roma vota fiducia al governo Conte bis, in Calabria si comincia, anzi c'è l'attesa prima di cominciare a ragionare sulle regionali. A proposito chiedo a Mimmo Bevacca, ma quando si vota? A novembre, il 26 gennaio, a febbraio, quando si vota? Ma come lei ben sa, la scelta spetta al Presidente della Giunta regionale. Non è che il Consiglio regionale non ha sentito nulla rispetto a questo? Non abbiamo sentito nulla e domani ci sarà un Consiglio regionale, sarà l'occasione per affrontare anche questo tema col Presidente. Presidente, scusi, per affrontare in maniera, diciamo, serena e franca anche questo tema legato alla convocazione delle prossime elezioni regionali. Ciò che è certo è che si può votare tra il 24 novembre e il 26 gennaio, quindi adesso domani credo, mi auguro che ci sia una discussione prima del Consiglio regionale con il Presidente della Giunta regionale per capire appunto le sue intenzioni e la sua volontà. C'è all'interno nostro un dibattito aperto, come lei ben sa, e quindi ci affidiamo anche alla sensibilità politica del Presidente della Giunta regionale di tener conto di ciò che evolve, del dibattito in atto, della volontà manifestata dai consiglieri regionali, che abbiamo chiaramente detto, io personalmente ma anche gli altri colleghi, che la decisione legata alla convocazione delle elezioni sia condivisa e sia un momento di discussione tra la maggioranza e l'attuale Presidente della Giunta regionale. Ma che pensa? Non ho idea. Non ho idea perché vedo che oggi non c'è una bussola. Ci sono tante pulsazioni umane, tante sensibilità presenti e soprattutto c'è una grande confusione che non aiuta a una riflessione seria, approfondita e tale da poter poi consentire di scegliere una data legata anche a queste condizioni. Allora, buonasera, ero dimenticato di dirlo, mi chiedo scusa, buonasera. Saluto anche Delli Fabiano, l'ho invitata perché ieri mi ha incuriosito una nota che ha mandato alle stampe, nella quale si diceva che il partito di cui lei è segretaria, i Popolari per l'Italia, ha una sua idea di governo della regione e quindi in maniera autonoma si presenterà alle elezioni con la propria lista. E lei lamentava il fatto che nel corso di una riunione di due forze di centro, no, era stato forse forzatamente, artatamente, strumentalmente, non lo so, me lo dica lei, inserito il partito di cui lei è segretaria come parte integrante di questo raggruppamento di centro. Allora, il discorso va affrontato in maniera un attimo più ampia. Io credo che i Popolari per l'Italia siano la vera novità politica, perché i 5 Stelle, che erano una novità politica, mi pare di capire che si sono integrati perfettamente, sono diventati un partito come gli altri e quindi non sono più una novità politica come sembrava dovessero essere. Gli altri partiti sono partiti noti, l'unica novità vera è il Partito Popolare per l'Italia, perché è la prima volta che si presenta alle regionali. Questo partito in Calabria, come sappiamo bene, è stato avviato nel novembre scorso, quindi sono ancora pochi mesi sostanzialmente in cui abbiamo lavorato e molto. È ovvio che noi abbiamo un nostro progetto politico per andare avanti, è chiaro che noi stiamo guardando e stiamo allestendo una nostra lista da presentare per il Consiglio regionale. E il comunicato di ieri a cui faceva riferimento era un chiarimento, perché credo che nel momento di confusione che le elezioni, specialmente quelle regionali che sono molto sentiti a livello di territorio, possono portare, può succedere che due partiti si incontrano e, assumendo la primogenitura di un'area politica, dicono allarghiamo ai Popolari per l'Italia, li ospitiamo. Ecco, non è così. Io non sono chiusa alle alleanze, a condividere con gli altri, ma all'insegna della condivisione. Senta, mi faccia capire, si muove nell'alveo del centrodestra come sì, allora politica? È un partito di centro in realtà, però in questa occasione no.
ci muoviamo col centrodestra e in questo momento devo dire non ci sono sulla piazza i nomi dei candidati governatori, quindi stiamo a guardare, stiamo allestendo la nostra lista per guardare ad un centrodestra che sia... anche un vostro candidato alla presidenza? Non credo. No, non abbiamo un nostro candidato alla presidenza perché siamo un partito ancora... Ma chi vi convince ancora... di più, insomma? A meno che i candidati che escono... E se il centrodestra candida X, per esempio, no? Sì. Che a voi non sta bene, che fate? Se il candidato che non sta bene... Allora, cioè non condividete le idee, per esempio, di questa candidata? Io ho sempre molto creduto nelle idee, nei programmi dei partiti, in quello che è utile per il territorio e in questo senso si sposano le idee poi con le aree politiche. In questo momento mi sembrava, al di là dei governatori di cui proprio non ho informazione, ma l'area di centrodestra più si avvicinava a quella che sono le logiche programmatiche dei Popolari per l'Italia. Se il candidato governatore non dovesse darci tranquillità da questo punto di vista programmatico, noi non sosteniamo una persona solo per sostenerla, per andare... No, noi partecipiamo alle elezioni, ma devo dire in tutta sincerità che ci sono molti movimenti con i quali mi sento, che stanno preparando altre liste, continuamente mi incontro con altre cose, cioè la Calabria è una bellissima terra e forse per la prima volta, al di là delle etichette dei partiti consolidati, si sta formando un'area nuova che non mi piace chiamare liste civiche, perché il civismo, se penso al civismo dei 5 Stelle, il risultato è stata, cioè noi abbiamo io rilevo una grande differenza fra populismo e popolari. I populisti sono lì dove si vince nel momento di gridare contro qualcosa. I popolari sono quelli che ci sono sempre stati, che ci sono nella bella e nella cattiva sorte, come si dice, che affrontano i momenti politici forti dei loro valori e di quelle riforme che intravedono e che sono necessarie per migliorare la qualità di vita della gente. Diretta discendenza della Democrazia Cristiana, in sostanza. Ma molti mi fanno questa domanda, io do una risposta su come la vedo io. La società è in evoluzione, dalla Democrazia Cristiana d'oggi c'è una dalla Democrazia Cristiana d'oggi c'è stata una globalizzazione, una società cambiata. I partiti nella loro forma di prima sono obsoleti, a mio parere. I partiti hanno cambiato mentalità, devono uniformarsi. Allora cosa si salvano di prima? Si salvano i valori e vengono coniugati con una sintassi diversa che sposa quelle che sono le esigenze del territorio adesso. Perché quello che noi dobbiamo avere come obiettivo, a mio parere, è migliorare la qualità di vita della gente, altrimenti non mi ritrovo nella politica. Centrosinistra, come vede il PD? Dalla vostra postazione come lo vedete? Ma io del PD lo dico con grande sincerità, non parlo del PD locale, parlo del PD nazionale. No, anche del PD locale. Sì, adesso ci arrivo. Nel PD nazionale sono veramente spaventata dalle logiche a cui sto assistendo, di poltronificio, diciamo è la forma e la parola più elegante che utilizziamo per parlare in questi termini. Credo, ritornando al discorso locale, io trovo assurdo che personaggi, e non entro nel merito chi è giusto, cosa non è giusto, io assisto ad una battaglia fra le persone all'interno dello stesso PD senza programmi. Si vede un attualmente governatore, candidato alle prossime elezioni, abbandonato da quelli che l'hanno sostenuto finora in favore di un'alleanza con un Movimento 5 Stelle in cui qual è il programma? Se ancora non sono riusciti a definirlo a livello nazionale. A livello locale ancora non c'è nessun accordo. E per questo dico, allora se le elezioni fossero a novembre, a gennaio, a febbraio, sono molto spaventata. Bevacqua è d'accordo forse Bevacqua ci dirà qualcosa di più sul descrizione del momento che vive il PD. Io non sono scandalizzato delle poltrone, perché per governare bisogna occupare dei posti democraticamente di responsabilità. E l'Italia è un paese delle democrazie parlamentari. Non siamo in un paese dove c'è
un altro sistema. Ti ricordo che il governo 5 Stelle Lega è nato non perché c'erano una comunione di intenti o un programma comune, è nato perché il Parlamento, che è la forma di democrazia... È vero, c'era appena stata l'elezione, chiedo scusa. Era appena finita l'elezione. Chiedo scusa, hanno formato una maggioranza che prima dell'elezione era inimmaginabile. Ora la politica, mi hanno insegnato, e l'altro giorno un amico autorevole a livello nazionale mi ha detto, la politica è fatta di opportunità. Se oggi Salvini, per un monito in più o un monito in meno, questo non si è capito. Trovo ridicolo questa affermazione. Ha dichiarato, vabbè, è una battuta, Lo voglio proprio ha dichiarato una crisi di governo in piena estate. Guai se un partito che ha responsabilità a livello nazionale e che fa parte di una democrazia parlamentare non si incugnasse, non si intromettesse, non si allineasse e aprisse un ragionamento con chi oggi ha sensibilità culturale simile alle nostre. Oggi c'è un programma politico, non un contratto, fatto di punti importanti. Io mi auguro, questa è la sfida, e questa è la politica, che il programma appena passato al vaglio del Parlamento, ha avuto la maggioranza e oggi lo avrà in Senato, sia poi conseguenziale con le scelte che faremo. Perché se dovessimo fare delle scelte importanti, popolari, e utili per l'uguaglianza sociale, per la crescita, io credo che il Paese risponderà positivamente a questa sfida. Se non dovessimo farlo sarà una sconfitta per il Partito Democratico e sarà una sconfitta quindi per il Paese Italia. Oggi però, constato che per la prima volta l'Italia ha avuto un riconoscimento importante a livello europeo, e di poco fa la nomina non ci prendiamo in giro, scusate, non ci prendiamo in giro, sappiamo bene perché siamo arrivati a queste cose. Le letture si fanno in maniera non superficiale, ma oggettiva. Io dico no oggettivo, io dico i fatti. Per la prima volta l'Italia ottiene la responsabilità, non l'uomo, le attività economiche che è all'Italia, non al PD, all'Italia, che oggi ha avuto il riconoscimento più importante quando è nata l'Europa e gli è stata affidata l'attività economica, e per me è un dato, non è superficiale, è una constatazione di fatto. Finalmente l'Italia è centrale nelle politiche europee. È una coincidenza? Non lo so. È una strategia? Non lo so, ma io ho constatato un fatto, che per la prima volta l'Italia non solo ha il commissario per le attività economiche, ma anche il presidente dopo Tajani, c'è Davide Sassoli oggi presidente della Comunità Europea e per me dell'Assemblea del Parlamento Europeo. Per me sono due segnali importanti. A livello nazionale adesso, io mi auguro che il PD tenga testa ai 5 Stelle, metta in campo proposte politiche serie, tale da far riacquistare fiducia e speranza, perché è inutile, noi al PD eravamo in una situazione quasi di galleggiamento, di asfissia, non era un partito democratico che aveva un ruolo, che aveva una sua visibilità, eravamo alla ricerca di una nuova identità, diciamoci chiaramente, per onestà, c'è stata questa opportunità, l'abbiamo colta, adesso sta al gruppo dirigente nazionale inaspettata, l'abbiamo colta, peraltro senza autocritica alcuna da parte del PD dopo le elezioni che sono state sconfitte. Io non ho vista nessuno, ho visto un Renzi sempre più arrabbiato. Che critica dobbiamo fare? Io credo, nasce una crisi di governo e nasce non l'ha fatta quando la gente non ti premia, ti chiedi come mai, che sto facendo? Ma la Lega era stata premiata a livello non sono leghista, ma perché non devo cogliere l'opportunità? Io da 40 anni leggo e faccio politica. Uno dice apriamo i porti e uno dice i porti sono chiusi. Adesso io ho letto i programmi, c'è una contraddizione assolutamente incredibile. Leggilo bene allora, leggilo bene il programma. Adesso c'è un decreto di sicurezza che oggi impone il rispetto delle leggi. Me ne guarderei bene. Da qui a 2 mesi vedremo se quel decreto di sicurezza sarà modificato, variato, aiuterà a una politica di immigrazione diversa rispetto al passato, rispetto a quella che è stata attuata fino ad oggi. Però ecco, non mettiamo in discussione i principi democratici di questo Paese. Cioè la democrazia parlamentare è fatta di maggioranza e minoranza, di opportunità e di non opportunità. Sì, però la Costituzione e i maggiori costituzionalisti dicono è legale questo, ovviamente è secondo legge questa cosa parlamentare, però dice che in genere si confronta
a questo risultato col volere di un popolo. Ora, se andiamo a vedere le elezioni nell'ultimo anno... La Meloni lo dice questo. No, lo dice un costituzionalista, non lo dice la Meloni. Adesso in questo momento mi sfugge il nome, ma è su tutti i giornali. Non deve dirlo in questo momento, basta leggere. Io ho un Presidente della Repubblica che garantisce il rispetto della Costituzione. E del PD, certamente. E del PD. È un Presidente della Repubblica che garantisce il rispetto della Costituzione. E su quello bisogna muoversi. E poi i partiti incardinano, ragionano, riflettono su quello che oggi c'è nel panorama politico italiano, in questo caso a livello nazionale. E io credo che abbia fatto bene. Io ero 14 mesi fa, dicevo che già bisognava aprire con i 5 Stelle. Prima, insomma, sì, perché io con i 5 Stelle mi trovo molte cose, diciamo, simili nel programma, l'equità sociale, la difesa dei poveri. Però c'è stata una stagione di insulti, di cose, no, quello è stata una scelta populista, perché i populisti gridano, abbaiano, poi finalmente quando si è dentro le istituzioni, poi mi auguro che già con la Lega l'avevano capito. Ieri mi pare che c'è stato uno scambio non solo verbale fra De Battisti e Speranza, era su tutti... Su che cosa? No, tra Di Micheli e 5 Stelle. Io ho visto quello ma è logica, ma è una collezione, se si ricorda quando c'è il pentapartito, da Spadolini a come si chiama quando c'erano i veri politici, e non c'era una mediazione tra Craxi e la DC, c'è una mediazione continua all'interno del governo del paese, ma è così la politica è mediazione, è l'arte del possibile, non è quello che io voglio, è l'arte del possibile, della mediazione, e io la costruisco la mediazione su dei progetti simili o quantomeno che ci avviciniamo a sposare gli obiettivi. Quindi la auspica anche in Calabria questa alleanza? Ma io faccio parte della direzione nazionale del partito, mi onoro di far parte di questa direzione nazionale del partito, io mi sto spendendo in questa direzione, ma non lo sto facendo a nome di Mimmo Bevacqua, ma perché c'è una volontà nazionale che prevede l'allargamento, è un'alleanza politica, non è un contratto tra due che si amano, che si possono, è un'alleanza politica. Se siamo bravi a riportare sul territorio, in Umbria, in Emilia Romagna, in Calabria, credo che avremo possibilità di vincere, altrimenti vuol dire che regaleremo queste 3 regioni e anche l'Emilia Romagna, forse, a una ondata che c'è ancora nel paese, che di rancore, odio, di destra, cioè la destra che mantiene questo... Non la destra, la Lega, perché lì non c'è una destra, c'è la Lega che domina e predomina, poi ci sono piccoli satelliti, piccoli satelliti, assolutamente non ho questa lettura. Io lo do così la lettura. Chiaramente tu dai la tua lettura. Uno che dice per le forze, non in campo, se io prendo il 35% e tu hai l'1%, ma credo che chi domina non è Forza Italia in questo momento, ma è Salvini che ha il 30%. Diciamoci chiaramente, se parlavi delle forze in campo tu no? Salvini non sta dominando col 30%, ma dominano. No, sto dicendo io, se guardi le logiche, poi sono queste, tu poco fa lo dicevi, per quanto riguarda il governo e la volontà popolare, io adesso te lo riporto nella tua collezione. E così, oggi senza Salvini in Calabria non c'è un candidato di centrodestra. Sarà Salvini a indicare la strada giusta, poi può essere Bevacqua il candidato o Delli il candidato, ma lo indicherà Salvini. Quello è il tema, oggi. Allora, ecco perché bisogna essere cauti, attenti e ridare dignità alla politica. Io non è che sono un novello della politica, un Berginelli, io faccio politica da molti anni e mi ricordo come bisognava sudare nei partiti per farsi spazio, come era duro farsi spazio nei partiti veri. E lì era la palestra vera di formazione e lì ne siamo usciti quelli che oggi abbiamo ruoli di responsabilità a livello regionale e anche a livello nazionale, però erano quei tempi. Allora, ecco, se noi continuiamo a ragionare dicendo odio, amore, non mettendo in campo valori, di amore lo state dicendo solo voi. Io il rancore e l'odio lo sento solo da parte della sinistra. Quei valori a cui facevi riferimento tu poco fa, quelli sono valori seri, che hanno ispirato le culture importanti del paese e dell'Europa. Oggi quei valori sono in secondo piano, o per non dire sono sotterrati, perché non c'è stato in questa società europea, calabrese, nazionale, in qualunque livello ci guardiamo. Questo è un discorso collettivo di tutte le aree politiche, certo, non c'è quel perché livello. non si è saputa interrogare la politica su cosa vuol dire oggi, con una comunicazione cambiata, con una globalizzazione in atto, cosa vuol dire fare politica, e cercano ancora di utilizzare le palestre e quelle mentalità per portare avanti, questo è comune, trovare gli spazi. È comune la riflessione su queste cose qua.
questo è il vero problema. È la stessa, avete Comune, la stessa... no, su questa cosa sì. No, E non mi sembra No, che Comune, stava la sua- parlando sul passato, sull'importanza dei partiti di una volta, che è una cosa diversa. Su questo siamo quindi in d'accordo. campo ci sono idee diverse naturalmente. No? Opposte mi pare di capire, opposte. opposte. Quindi Poi vorrei capire per la Calabria cosa propone di nuovo oggi il centrodestra, cosa propone di non nuovo. ha nulla il centrodestra. No, non so cosa propongono di nuovo oggi. Non ha nulla da proporre il rispetto centrodestra. Ma io credo che alle emergenze calabresi che ci sono. Io perché ho avuto, io sono da 4 anni in Consiglio regionale. Visto che sei, scusami, tu hai tutta questa esperienza politica che io non ho ovviamente. No, pure tu, mi ricordo pure tu, No, da io un ho po' avuto di anni. un'esperienza di candidatura al Parlamento europeo, poi me ne sono uscita. Non sono stata nella palestra di vita, poi ho ripreso a fare solo il professore universitario. Adesso sono riscesa in campo ma non sarò candidata, sono scesa in campo come segretario regionale, perché i segretari regionali non è fine che si candidano al Consiglio regionale, perché ci sono gli altri candidati che hanno diritto ad avere un segretario regionale che li segua in maniera disinteressata. Ma al di là di questo, io credo che ovviamente io sono abituata a muovermi così, se sono i dettami della politica non ci sono delle regole, credo che c'è una logica di quello che è giusto fare. Uno guarda in Calabria, io per esempio sto già studiando, e non sto scherzando, tutti i dati della sanità di tutti gli altri anni, sto studiando i dati del turismo, sto studiando i dati delle infrastrutture, sto cercando di capire questa Calabria com'è, perché per fare un programma cosa serio, cosa ha tirato fuori? Sto studiando, adesso ancora non ha finito. No, è chiaro che non ho finito, no? Cioè, i dati sono in continua evoluzione, è dura. Adesso sto facendo un modello che io chiamo modello di partenza, poi siccome sono un matematico puro, da questo modello di partenza cerco di individuare quali sono i modelli di sviluppo possibili. Io ho tirato fuori una sanità mal organizzata, assolutamente mal organizzata. Faccio un esempio banale, proprio banalissimo, già i ticket per le analisi cliniche a secondo della casa di cura privata, cioè c'è una discrepanza dal punto di vista dei criteri oggettivi con cui sono calcolati con quelle delle altre regioni italiane che è spaventosa. L'assegnazione dell'organico dei posti, la differenza con quella è spaventosa. Questo decreto sanità che è portato avanti dalla Grillo è stata una tragedia, non risponde alle aspettative, non c'è meritocrazia, non c'è mai stata meritocrazia ultimamente. Ovviamente con le dovute eccezioni parlo, perché non ci sono mai gli assolutismi, poi bisogna guardare le cose, ma c'è una situazione sanitaria che è disperata e per gestirla veramente e capire, non è che si può guardare così, devi guardare il numero degli abitanti, perché è impensabile, per esempio l'altro giorno leggevo che a Corigliano Rossano chiudono il pronto soccorso di notte, ma se uno sta male dove va? Ma avete idea l'ospedale più vicino dov'è con un'ambulanza? No? Bisogna fare la diga di Tarsia e via di seguito, e secondo voi una persona... Chiudevano Corigliano, non Corigliano Rossano, Corigliano. Sono due pronto soccorsi a distanza di 10 km. Quello è il dramma della sanità. Ma il pronto soccorso di Rossano non aveva le attrezzature che aveva il pronto soccorso di Corigliano, e comunque adesso Corigliano-Rossano è un'unica città. Allora, andiamo agli ospedali. Adesso se una persona... non mi fate dire le banalità che tutte conosciamo, no? Non mi fate dire che la gente sta in pronto soccorso sulle barelle chissà quanto tempo e che i medici non respirano più perché non riescono più, poveracci, cercando di fare tutto il possibile e anche l'impossibile a fronteggiare una situazione. Quindi responsabilità di chi governa. La responsabilità è poi ci sono ovviamente le eccezioni, perché se chi governa non ha assegnato le cose sempre con meritocrazia, questo può aver creato delle discrepanze oggettive. Tanto è vero che ci sono ancora i viaggi della speranza, sono aumentati come statistiche. Una battuta e poi mando la pubblicità. Si sente addosso questo peso della sanità? No. Come tutti i calabresi sì. Come amministratore? Certo mi sento il peso. Guai se non sa. C'è uno che governa, ha responsabilità, e se non si sente responsabile delle cose che non funzionano vuol dire che deve fare altro nella vita. Bisogna essere responsabili, capire cosa non funziona e poi mettere in campo. Però vorrei ricordare a lei e a Delli che siamo commissari da 10 anni in Calabria, quindi non proviamo più, le scelte vengono fatte dal commissario, dal tavolo a Duci e dai commissari vantati in Calabria in questi ultimi 10 anni.
Lì credo che sia stato il vero vulnus della politica calabrese. Quella di aver affidato e chiesto il commissariamento pensando che potevamo lavarci noi le mani per far fare operazioni diverse ad altri. Lo chiese a Scopelliti nel 2010. Sì, quindi, poi secondo me Oliveri ha commesso un errore in Calabria è che se una cosa l'ha fatta la tua area politica, per definizione è giusta. Invece secondo me gli ultimi anni della Calabria, non so se 10 o più, ma veramente abbiamo assistito ad una sanità in sfacelo, cioè è una situazione raccapricciante. Io mi ricordo dal 2000, ma pensate, per non parlare delle malattie sociali, le malattie sociali qua non esistono, qua puoi morire, hanno tagliato anche i finanziamenti per i caregiver, per gli accompagnatori, per tutte quelle persone che sono l'entourage per la sopravvivenza stessa dello Stato sociale. Cioè il problema è che c'è uno Stato che ha di fatto abbattuto tutte le cose di giustizia sociale e non le ha sostituite con altro, per cui il cittadino si trova solo, senza punti di riferimento, si trova assolutamente solo, senza nessuno che lo può ascoltare. In farmacia l'altra volta assistevo, lo dico solo perché questo dà l'esempio di tutto, ad una persona molto anziana che chiedeva una prenotazione per un elettrocardiogramma, 1 anno di attesa. Io non so se quella persona vivrà per 1 anno. Allora forse ci dovremmo interrogare seriamente. Allora bisogna studiare la situazione da un punto di vista analitico prima e poi pensare alle soluzioni. Questo non deve essere, essendo l'argomento degli argomenti, non dovrebbe vedere coinvolgere tutte le energie possibili, immaginabili, bipartisan. Questo è quello che penso anch'io, ma non è così. No? Non si come no? Io però credo che bisogna, ogni analisi che uno fa la deve basare anche sulle, sulle condizioni socio-economiche della Calabria. È un dato che emerge oggi chiaro, è che la Calabria sarà una terra sempre più anziana e sarà sempre, ed ha una parte del territorio sempre più marginale? Sarà una parte del territorio lontano dai centri, quindi bisognerebbe basare il nuovo modello organizzativo per avvicinare i servizi ai cittadini, quindi pensare di mettere in campo, come già previsto nel piano, i famosi nuclei primari di medicina primaria, di creare sul territorio case della salute, che funziona, quella è la vera, gli ospedali, la vera sconfitta, perché io sono d'accordo agli SPOC e sono contrario che Corigliano, Rossano, in realtà adesso è città unica, possano avere 2 pronto soccorsi a 10 km. No, dai. O due chirurgie, o due chirurgie. No, ma lì siamo a 10 km. Vai alle case di salute, non vai al pronto soccorso, è diverso. Tu devi offrire al cittadino la prima urgenza, che è quella di va là, gli fai un esame e lo trasferisci. Dove lo trasferisci? All'ospedale, allo SPOC. Ma siccome non ci sono posti, dove li stanno mandando che ogni giorno si sente che qualcuno muore per quello? E quello è il problema. Ma io sto dicendo, i mali che abbiamo noi, che dovremmo correggere, sono questi. Quindi offrire ai servizi, ai cittadini, un punto di emergenza e una serenità al cittadino, altrimenti i pronto soccorso saranno sempre intasati, perché molte persone non vanno allo SPOC di X comune per non citarlo, ma arrivano direttamente al pronto soccorso di Cosenza, che dovrebbe essere l'eccellenza, non il pronto soccorso che dovrebbe valutare anche... quello è il tema, perché lo SPOC gli SPOC servono ad altro. Svuotati gli ospedali di periferia, se tu li hai svuotati, ma non abbiamo, li hai resi non capaci di offrire una risposta immediata al cittadino. Parliamo ad esempio del primo soccorso, dell'emergenza, ma io questa cosa la condivido, certo, non è che è svuotato. È svuotato perché è mancata una politica da noi in questa regione di investimenti su risorse umane e tecnologiche. Quello che non si è ben capito, chi fa che cosa in sanità, cioè voglio dire, il territorio che cosa fa? Dovrebbe agevolare il lavoro dei grandi ospedali. Se ti ricordi, se non funziona questa parte qui, è chiaro che non drena e vanno tutti all'ospedale. Ma che devono essere i network delle collaborazioni. Quello è il allora il management di chi organizza queste cose dovrebbe... Va rivisto tutto. Mando la pubblicità, ci vediamo tra poco. Quello è il tema. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Torniamo in diretta perché mentre alla pubblicità si continuava a ragionare, ma certamente la sanità è una cosa molto complicata, bisogna davvero metterci mano in maniera seria, svincolata dalle appartenenze, dal campanile oppure dalla visione del proprio orticello, perché per certi versi e per tanti anni la sanità ha rappresentato una sorta di fabbrica del consenso. Esatto. Molte carriere sono nate proprio grazie alla gestione di aziende sanitarie e ospedaliere. In questi anni in Calabria, queste cose che sanno tutti. Oggi piangiamo le conseguenze perché sono finiti i soldi. Non c'è più la possibilità di collocare Tizio, Caio e Sempronio con una facilità come lo si faceva prima. Bisogna riannodare tutto, bisogna riavvolgere il nastro e mettere in campo un'idea di sanità che è sempre mancata. Ma non è solo questo il problema. Io penso, per esempio, oggi nei nostri telegiornali abbiamo parlato di quest'area immensa del precariato che c'è, che tocca la sanità ma tocca anche altri settori. Penso per esempio anche ai tirocinanti, no? Tutta questo magma di gente che ha necessità di lavorare e che però la Regione più volte ha promesso di intervenire, ma mi pare che al di là di piccole soluzioni tampone non... Quello è un altro esempio dimmi. Che io condivido, che fa parte sempre delle politiche clientelari che abbiamo creato in questa Calabria. Perché il precariato era un altro modo per garantirti consenso. Infatti. Per garantirti affiliati e per garantirti altro. La carriera. Il precariato è, io ho amici miei e più vivo a lungo in politica. Infatti lo sappiamo benissimo. Quindi questa è una cosa che io denuncio, che non ho mai condiviso e che non ho mai praticato, perché credo che non bisogna mai creare, nel precariato ci sono tanti ragazzi, anche i miei coetanei, non sono più ragazzi, uomini che hanno titoli importanti di studio, che hanno professionalità e che si sentono mortificati a venire ancora a 50 anni da me o dal consigliere regionale di turno o dal deputato di turno a elemosinare per avere il rinnovo ogni anno è una pratica squadra. È una pratica che bisogna chiuderla definitivamente, bisogna pensare come trovare soluzione a quelli che ci sono. Io mi sto occupando ultimamente anche dei precari della sanità, perché è vero che la legge nazionale impone dopo 48 mesi la fine del rapporto, sì. Ma è anche vero che uno che sta 7-8 anni nell'ospedale, in maniera continuativa o meno, si è formato, ha garantito i livelli essenziali minimi senza questi non riusciamo. Allora, la politica bisogna... Però secondo me il problema è molto più... Quindi condivido, quindi il precariato è un tema che io vorrei chiuderlo definitivamente e non riaprirlo più, perché il lavoro, la persona ha una dignità o non si può far vivere come oggi migliaia di miei amici. Ma scusi, voglio capire, ma che facciamo? Resettiamo, allora ripartiamo in Calabria? Troviamo soluzioni definitive a questi giovani uomini maturi. Le soluzioni non è che si trovano così. Il problema secondo me va affrontato da un altro punto di vista. Il problema è che in Calabria bisogna creare lavoro e bisogna creare lavoro serio e non bisogna pensare che necessariamente tutti i giovani calabresi debbano laurearsi. Certo. Io all'università vedo persone che mi dicono sono venuto qua perché nel frattempo non lavoro, non so che fa. Allora i nostri vecchi mestieri, tutte quelle cose che in qualche modo hanno dato risposte e potrebbero dare risposte, se solo riusciamo a coniugare il metro delle trasformazioni economiche sociali e riusciamo i loro prodotti a non farli rimanere di nicchia, a farli andare in un mercato costante. Quindi con una formazione adeguata noi dovremmo trovare lavoro, gli imprenditori devono formarsi, dobbiamo trovare nuovi modi di fare impresa, l'agricoltura va sfruttata, noi abbiamo veramente delle possibilità incredibili. Allora non è solo un discorso di precariato, per esempio concedetemi questa cosa, il reddito di cittadinanza, quest'estate io sono stata dove sono sempre sul Tirreno, nell'Alto Tirreno, tutti gli imprenditori, bar, ristoranti, mi dicevano quest'anno non abbiamo personale. Dico come mai non avete personale? Perché non vogliono perdere il reddito di cittadinanza e quindi stanno sul divano. Ora,
non è che abbiamo fatto un bel lavoro, hanno fatto i 5 Stelle un bel lavoro dando il reddito di cittadinanza ai giovani. Meglio avrebbero fatto se avessero pagato gli imprenditori per farli lavorare con l'obbligo poi dell'assunzione se la persona lavora bene. Ma in questo modo che cosa abbiamo risolto? Una disoccupazione e anche meno guadagni da parte degli imprenditori. Addirittura c'è qualche imprenditore che è stato costretto a chiudere negli orari in cui solitamente era aperto e quindi diminuendo molti guadagni perché non si reggeva, che non si trovavano persone disponibili a venire. Ma ci dovremmo interrogare. In una Calabria in ginocchio, in cui i giovani laureati sono disoccupati e se ne devono andare fuori e poi ritornano, perché se vanno fuori in Italia gli ingegneri con gli stipendi italiani non ce la fanno a pagarsi il monolocale, la casa per starci e per poter, quindi dopo 2 o 3 anni ritornano per cercare di campare da soli e di non essere sulle spalle di genitori, nonne e via di seguito. Ma questa generazione sta passando, questa nuova generazione, su chi potrà far conto poi il riferimento? Noi abbiamo bisogno veramente di trovare posti di lavoro, di organizzarli, di capire come fare e c'è tanto spazio in Calabria. Abbiamo una Calabria magnifica, bisogna puntare sullo sviluppo sostenibile, sui beni immateriali, su tutti quei discorsi che ormai sono diventata letteratura e che sono alla mercé di tutti, tutti lo sanno, solo che bisogna muoversi in questa direzione, altro che clientelismo. Cioè noi dobbiamo creare le strutture, gli strumenti, le opportunità perché i nostri giovani lavorino e non solo vadano all'università ci deve andare chi ha voglia di fare l'università, non per obbligo perché non hanno che fare, perché la fanno male, non studiano, non riescono ad andare avanti e perdono tempo, poi non riescono a imporsi nel mercato del lavoro. Cioè, guardate, è veramente, io non lo so, io con i giovani ho a che fare giornalmente, sono veramente dispiaciuta. Abbiamo bisogno di creare nuove opportunità. Ok, ma questa è l'analisi condivisibile, adesso bisogna voltare pagina. Come si volta pagina? Mettendo in campo quale idea? Una nuova formazione che sia di merito, creata e che formi le imprese vere per poter dar lavoro. Questa è una piccola parte, poi vabbè, adesso... mi guarderei bene, ognuno di noi diciamo, ha un suo modo di guardare lo sviluppo della propria regione, della propria comunità, quindi io rispetto tutte le idee, però io faccio un esempio concreto. Regione Campania e Regione Calabria. Regione Calabria spendiamo 100 milioni di euro su dote lavoro, garanzie giovani, senza creare nessuna opportunità. Neanche un posto di lavoro? Non lo so, 10, 50, 100. No, ma neanche un posto di lavoro. Regione Campania, De Luca apre con la Comunità Europea una interlocuzione che dura 2 anni. Alla fine riesce, ho parlato spesso con De Luca. Alla fine riesce a ottenere 10.000, l'assunzione di 10.000 giovani laureati negli enti locali, perché quello è un tema importante, perché lo sviluppo si crea se hai strutture su territori adeguate e se i comuni non hanno architetti, non hanno geologi. Allora, io ho parlato con persone vicine a De Luca, però i fondi europei la Campania non li usa nemmeno, e questa è la verità. L'approccio diverso per affrontare il problema del lavoro. Cioè a me non basta utilizzare i 100 milioni di euro che mi dà la Regione Calabria, che mi dà la Comunità Europea, se non creo strutturalmente diciamo, servizi al territorio o aumento il PIL in Calabria e quindi creo occupazione e sviluppo. Quello è un problema che riguarda la nostra classe dirigente, sia a livello politico, la mia, quindi anche la mia parte politica, la mia, diciamo, il mio ruolo di consigliere regionale, ed è una riflessione che ho voluto fare ad alta voce, per dire l'approccio diverso, l'autorevolezza diversa verso diciamo, la Comunità Europea. Secondo, io mi ero, diciamo, avevo presentato un progetto, avevo lavorato, avevo studiato molto 2 anni su un tema, io sono molto, prendendo la Commissione Ambiente, su questi temi mi sono specializzato, diciamo, ho lavorato molto su queste tanto è vero che la legge incendio l'ho fatta io, mancava in Calabria la legge incendio da 25 anni, la legge urbanistica ci abbiamo lavorato con l'assessore Rossi, altri strumenti di programmazione che l'abbiamo fatto in piena collaborazione. Poi mi ero permesso di avanzare una proposta di legge che parlava a 10.000
giovani calabresi, formazione, quindi non assunzione, responsabilità, quindi tu gli affidavi i servizi. Per quanto riguarda... Chi faceva la formazione in Calabria? Questo è il problema. No, aspetta, chi sono i formatori? Questo è il problema in Calabria. Per quanto riguarda poi la tenuta del territorio e quindi la salvaguardia del territorio, erano questi finalizzati, perché nel momento in cui tu formi 10.000 ragazzi e quindi non li abitui, diciamo, in un certo modo, come erano nei passati forestali, no? Perché i forestali fino al 92 hanno svolto un ruolo importantissimo. Poi da quando è diventato una valvola di sfogo, è diventato tutto improvvisazione, tutto è nulla di... Stiamo toccando temi che secondo me per risponderti seriamente bisogna avere il tempo, qua abbiamo i tempi televisivi, possiamo semplicemente girare intorno allo sviluppo della regione, come lo programmi, su quello che offre il territorio. Ma davvero dici che noi riusciamo a dire come si programma lo sviluppo della regione in mezz'ora in televisione? Cioè, noi dobbiamo, quello che possiamo dire sono gli ingredienti su cui poggiare. Gli ingredienti, allora dici tu che poi dico io ti ho detto semplicemente due proposte sulle quali io mi sono, cioè uno ho preso atto e uno mi sono misurato, ho cercato di misurarmi per dare sbocco a quello che dici tu, perché se noi facciamo analisi diciamo sempre turismo, ambiente, territorio, agricoltura e poi chi governa, chi amministra, chi ha responsabilità non si mette a studiare e quindi propone soluzioni. Facciamo sempre analisi scientifiche, metodologiche, ma non... Qua ti devo proprio dire, non è un discorso che facciamo invece l'Italia, e specialmente la Calabria, ha il problema opposto, raccoglie i dati e non li interpreta. Quindi il problema completamente opposto, questo è il discorso. Il problema vero qual è? Che la formazione viene fatta da persone che non sono formatori, non è finalizzata a quello che serve e i politici non è che utilizzano quello che si deve fare, i finanziamenti, la sintassi, tutta quella che è la prospettiva a loro disposizione per poter creare posti di lavoro in maniera seria con modelli da affrontare e da portare avanti. No, che cosa fanno? Fanno dei bandi che spesso dalla Comunità Europea vengono mandati indietro, oppure abbiamo avuto il problema di lande desolate in Calabria, no? Abbiamo avuto tanti problemi in Calabria, li abbiamo avuti. Allora che cosa vuol dire? Che non abbiamo utilizzato mai bene i fondi europei? Ma non parlo di questa semplicemente, di questo momento, di questi ultimi anni, è un discorso di sempre. Tanto è vero che noi eravamo prima obiettivo numero 1, poi siamo diventati obiettivo convergenza, adesso è peggio, adesso ci chiamiamo obiettivo regioni meno sviluppate. Adesso noi veramente siamo all'ultimo livello della possibilità di utilizzare i fondi europei, che vi assicuro, se venissero organizzati in maniera seria, con degli obiettivi per creare posti di lavoro, questa cosa aiuterebbe molto i calabresi. E qual è il problema? I comuni non studiano lo sviluppo del loro territorio, sono senza soldi, non studiano lo sviluppo del loro territorio, non si affidano a professionisti. Perché il problema è diciamocela in Calabria si va alla Comunità Europea e si chiedono i finanziamenti. Quando i finanziamenti arrivano in Calabria con una mentalità che è diversa a quella della Comunità Europea, vengono divisi nei vari assessorati. Ogni assessorato ha la sua parte di finanziamento per creare i propri bandi. Che cosa succede in generale? Cosa è successo negli ultimi anni, non so quanti anni, 20 anni, in Calabria? Che se l'assessore è di una zona del territorio, ovviamente ha il suo bacino elettorale in quel territorio, è portato a soddisfare di più i bisogni di quella zona. Quindi non c'è stata mai una visione collettiva di uno sviluppo. Lo sviluppo si deve immaginare come un quadro, con un puzzle, tanti tasselli. Ogni tassello è una risposta, non può essere che uno parla da una parte, uno parla dall'altra, perché il risultato è quello a cui assistiamo e la situazione la stanno veramente e sulla pelle dei nostri giovani. Siamo alla fase conclusiva. Mi piacerebbe conoscere il pensiero di Bevacqua sulla questione legata alla scelta del candidato alla presidenza. È per le primarie o per il rinnovamento, come dice? Ma io poco fa ho detto che faccio parte di un partito, che sono componente della direzione nazionale, c'è una decisione assunta dal Partito Nazionale, c'è una volontà di offrire alla Calabria la possibilità di mettere in campo una candidature fresche e quindi io mi affido, condivido l'impostazione. Naturalmente c'è il Presidente Oliverio
uscente che ritiene di avere i numeri, aver operato bene, di essere diciamo, a livello di gradimento, avere un gradimento elevato. Vediamo come si evolve questa, diciamo, partita all'interno del PD. Certamente è stato col PD. non con Oliverio. È stato col PD. Io faccio parte del PD. Se il PD dice appoggiamo, dopo una discussione franca, forte, all'interno del partito, e c'è una volontà. Appoggiamo l'uscente, dice io appoggio l'uscente. Però io faccio parte di un partito. Spesso qualcuno diceva negli anni passati che per parte di un partito bisognava essere orgoglioso, bisognava essere anche rispettoso delle scelte. Ora vedo che tanti che hanno avuto questa filosofia nel passato la rinnegano. Quindi aspettiamo un po' l'evolversi del dibattito interno. Io ripeto, sono molto attento a ciò che evolve sul territorio calabrese innanzitutto, quindi ho il mio termometro, perché io sono stato uno di quei pochi consiglieri regionali che non si è mai fermato, ha lavorato 5 anni, non sono andato mai alla cittadella, se non per riunioni ufficiali, ho perso tempo sul territorio, non negli uffici regionali, perché credo che il termometro vero oggi te lo dà l'amico sul territorio, te lo dà il rispetto che hai sul territorio, te lo dà la credibilità che tu riesci ad acquisire in questi anni. Io ho lavorato molto sul territorio, quindi ho anche il termometro mio sul territorio, che ho avuto modo anche di esternare a chi dovevo esternare in maniera franca, libera, da persona leale, perché ha ragione qualcuno l'altro giorno quando diceva che i maggiordomi è la che ti fanno perdere l'orientamento. Le persone leali e corrette ti fanno ragionare, ti aiutano, a riflettere. Ci leggo una piccola vena di polemica su questa battuta, no? No, io dico che uno che è classe dirigente deve essere, prima si diceva l'assunzione di responsabilità, prima si diceva. Ho capito. Adesso io parlo di lealtà, che è diverso. No, quando parlava di circonda di persone che magari... No, ho ripreso un termine che ho utilizzato l'altro giorno che io non utilizzo mai, che ho letto il giornale ieri, Gratteri mi sembra che ho utilizzato questo termine. Sì. Quindi più che quindi lo rimuovo però dico... Però lo fai tuo, diciamo. Ha bisogno, lo rimuovo da questa, diciamo, come mia considerazione, però il tema è quello, o si è leali e c'è una discussione che ti aiuta, la fedeltà non aiuta. Certo, ecco. il centrodestra deve mettere in campo tanta forza, tanta determinazione, no? Perché la partita non è semplicissima, diciamo. No, è molto complicata, però io credo che proprio per la strana situazione che si è venuta a creare, io credo che usciranno nomi nuovi che forse potranno aiutare una visione nuova della Calabria. Questo è quello che penso, ma non so bene in questo momento chi sono ufficialmente le candidature, perché sono candidature legate a singoli partiti. Io vorrei una candidatura collettiva o almeno saperle tutte e metterle a confronto. Ma avete in programma qualche riunione? No, ancora non c'è nulla, diciamo. Ancora stiamo tutti ragionando, ognuno credo, sui propri programmi, sulle proprie candidature, ad approntare le proprie liste, cosa non facile per un partito nuovo come il nostro, che però con determinazione e con forza sta riuscendo a realizzare l'obiettivo, e di questo io sono abbastanza orgogliosa, perché non abbiamo poteri alle spalle, insomma. Centrosinistra la riunione dovrebbe farla quanto prima, no? Ma ieri o l'altro ieri Graziano ha annunciato una riunione del tavolo di centrosinistra nei prossimi giorni, e credo che da lì si aprirà questo confronto anche con le altre forze politiche. Con le vecchie... Cioè, con guarda, la liturgia fa parte della... mi sono espresso male. Questi partiti che sono un po', come dire, mantengono solo il simbolo, ma poi in realtà dentro non c'è nulla. Parliamoci, gli unici partiti... spesso si parla di queste grandi coalizioni, poi stringi non c'è e poi ci sono i movimenti, io con i movimenti mi sto vedendo, per esempio. Gli unici partiti, diciamo, riconosciuti a livello nazionale oggi sono, parlo della mia collezione, certo, sono il PD, Articolo 1, i Verdi e i socialisti. Tutti gli altri poi sono movimenti locali. C'è Leo che è al governo pure, no? No, Articolo 1, Leo. Sì, non l'avevo sentito. No? Articolo 1, Leo. E quindi c'è questa, diciamo, discussione in atto nel centro-sinistra, credo che si allegherà anche nei prossimi giorni, perché Leo è stato chiaro. Noi siamo per un'alleanza allargata ai 5 Stelle. Nel PD c'è questo dibattito in corso, e sembra che sia a buon punto in Umbria,
sia una fase avanzata in Emilia Romagna e credo che ci sia anche qualche, diciamo, piccolo passi avanti. Io qui la vedo difficile un'alleanza dopo quello che voglio dire. Ma perché lei pensava un mese fa che potevamo fare un'alleanza a livello nazionale 5 Stelle e PD? Sì, qualcosa poteva già essere, perché io ritengo che poi c'è stato un momento in cui un vostro rappresentante nazionale ha fatto una bella mossa strategica e ha sparigliato tutto. Diciamo che il vero artefice di questa regista si chiama Dario Franceschini. Secondo me intelligente, aspetta, è stato Renzi. Fammi finire il ragionamento. Ha messo fuori gioco tutto. Fammi finire il ragionamento. Renzi poi da politico fine ha capito che non poteva più dare il fianco, e quindi l'unica arma che aveva da politico intelligente era quello di essere lui a rilanciare. Ma il vero regista dell'operazione, basta leggere i giornali dei mesi scorsi, è stato Dario Franceschini. Renzi è abile, ha un'abilità politica. Ha messo fuori gioco il segretario. Ha un'abilità politica. Zingaretti ormai è un'ombra completamente. Tutti li riconosciamo, però diciamo, il regista dell'operazione politica si chiama Dario Franceschini, Fico e Grillo, il regista dell'operazione politica. Poi l'abilità politica ha permesso poi a Renzi di diventare lui oggi, perché ha i numeri in Consiglio Senato e ha i numeri che, diciamo, che determinano al Senato. E quindi ha fatto bene a giocarsi la carta, da abile politico, anche se il giorno prima aveva attaccato mai con i 5 Stelle, ecco cos'è la politica poi. La politica insomma, è opportunità. La definizione della politica mi pare che non sembri convergere. L'arte del possibile. L'arte del possibile. E anche il migliorare la qualità di vita della gente. Ma poi tu costruisci dopo, però se non te la giochi... Bene, io vi ringrazio per essere stati con me. Noi apriamo, diciamo, questa lunga stagione della politica. In Calabria accompagneremo la discussione che c'è, daremo conto del dibattito politico che prenderà corpo nei prossimi giorni, perché è giusto che i cittadini si facciano l'idea di quello che abbiano un'idea di quello che c'è in gioco, in campo, e quali sono le idee migliori. Grazie a Delli Fabiano, buon lavoro con questo partito dei Popolari per l'Italia, questa segreteria, giovane segreteria che sta mettendo in piedi già le sue componenti, perché vuole recitare un ruolo importante all'interno della coalizione, lo ricordiamo, di centrodestra. Domenico Bevacqua nel suo PD l'ha detto prima: se il PD, quello che sceglie il PD io farò, perché il PD è il mio partito. Ribadisce questo. Lo rafforzo. Non ci sono, come dire, personalismi, non qualcuno ci sono... mi aveva, sapendo i rapporti che ho con qualcuno di centrodestra, mi aveva anche nei mesi scorsi fatto girare l'ipotesi che io, per i rapporti che ho con Attilio Sabato, potevo anche cambiare formazione a squadra politica, ma la mia dignità, la mia coerenza politica non la metto mai in discussione. Io non sono di nessuna formazione politica, no. No, è chiaro. Il tuo nome, no, credo, scherzo, ho scherzato, ho fatto una battuta. Io ho la mia idea, la tengo per me, perché non è giusto imporla. Tu la devi tenere per te. Tu la devi tenere per te. Cosa ormai rara fra i tuoi colleghi. Non mi piace imporre... Poi lui è bravo perché si ingunia bene nella discussione, quindi... Va bene, è tutto, grazie, arrivederci. Ci vediamo domani.